Amici, ben ritrovati, eventi del territorio. Quest'oggi è Cisone di Valmarino, siamo alla prima mostra del Prosecco Superiore di OCG e siamo in una bellissima location che è quella delle Case Mariane. Benvenuto a Simone Moret, presidente della Proloco di Cisone, grazie di aver accettato l'invito. Che dire, si riparte con questa nuova avventura. Una nuova avventura, il primo anno, ci abbiamo provato per 2 anni, però purtroppo la pandemia ci ha bloccato. Quest'anno è la volta buona, il meteo non ha guardato dalla nostra parte, ma facciamo il possibile per dare il meglio di noi come sempre. Una mostra che come primo anno di partenza parte in sordina ma ben carica di prodotti vitivinicoli del territorio, ma dietro a corollario abbiamo una bellissima gara anche. Sì, abbiamo la gara degli spiedi, sono 10 gruppi della sezione di Alpini di Vittorio che si sfidano su una gara degli spiedi, hanno la loro carne a disposizione, 5 ore di tempo, e questa sera alle 5 ci sarà una giuria composta da ristoratori del territorio, il presidente dell'UMPLI e alcune autorità, che decreterà il vincitore fra questi gruppi alpini. Abbiamo visto anche le fasi poc'anzi molto selettive di come viene fatto questo tiro. Simone, io mi ricordo, prima parlavamo a microfoni spenti, mi hai detto Luigi ricordami, fammi ringraziare tutti i volontari che mi hanno aiutato. I volontari sono fondamentali in questa situazione. Siamo venuti da 2 anni in cui il volontariato si è fermato, però stiamo ripartendo, abbiamo tirato su qualche giovane nuovo che ci ha dato una grande mano e questa è la dimostrazione. Infatti nella nostra mostra qui all'interno, come hai visto anche tu poco fa, siamo tutti giovani e ci stiamo dando da fare il più possibile per portare qualcosa di nuovo anche a Cisone. Non è colpa di nessuno, quel treno va. Siamo contentissimi di essere entrati anche noi nel calendario prestigioso della primavera del Prosecco. Grazie al resto delle mostre che ci ha consentito di cogliere questa opportunità. Ci abbiamo lavorato tanto per poter essere degni delle altre mostre, dell'alto livello delle mostre che fanno parte di questo calendario. Direi che Cisone è in realtà un museo a cielo aperto. Cisone stesso, il borgo, una passeggiata nel borgo merita, perché tutto comunque parla della storia, dei Brandolini, di come i conti abbiano in realtà e gli abitanti plasmato questo meraviglioso borgo. Prendimi le mani e lasciati scaldare, prendimi le mani che non ho più tempo, perché è poco il tempo, quello che... E all'interno della prima rassegna del Prosecco di OCG di Cisone di Valmarino siamo in compagnia dell'assessore Munno, assessore alla cultura di Cisone, e siamo in una location particolare. Si tratta del Museo Temporaneo di Saperi e Memorie, Ruralia è stato chiamato, ed è una piccola chicca che abbiamo voluto proporre all'interno delle Case Rosse, delle Case Mariane, così note, così utilizzate anche durante le manifestazioni più importanti di Cisone, da Artigianato Vivo, Stelle a Natale a Saporando. E qui abbiamo realizzato questo museo che vuole recuperare la memoria di un tempo, ed è un museo che abbiamo chiamato temporaneo perché è in progress, è un museo che vede e vedrà nel corso del tempo arricchirsi anche di memorie, perché con i diversi oggetti che raccontano 5 tipologie di materiali, dalla fienagione all'utilizzo del bosco, e quindi le competenze sui diversi tipi di legna che veniva utilizzata con le loro caratteristiche, appunto i campi, le stalle, un po' raccontiamo la vita di un tempo, non solo quella rurale ma anche quella artigianale. Il museo è aperto nei fine settimana, sabato e la domenica, quindi sabato pomeriggio, la domenica mattina e pomeriggio negli orari di apertura dell'ufficio turistico, quindi in stagione adesso sicuramente se passate il sabato e la domenica riuscirete a approfittare di questa visita. Fischia che sta per partire, prendimi le mani e non lasciarle andare. Assolutamente, il Comune di Cisone di Valmarino conta tantissime associazioni che sono il cuore pulsante della nostra comunità e l'anima. Grazie a loro ci sono sempre state negli anni tantissime manifestazioni, tantissima valorizzazione del territorio, e anche in questi anni di pandemia ci sono state a fianco e sono stato un braccio operativo indispensabile per raggiungere la popolazione e dare comunque
gli aiuti che servivano, ma anche quella speranza, mantenendo delle manifestazioni anche in periodo di pandemia, nel rispetto delle regole, ma comunque con la voglia di esserci. Cristina, noi ti ringraziamo della disponibilità che ci hai dato, adesso sappiamo che sei impegnata anche come giurata nello Spiedo e ti auguriamo una buona giornata. Grazie mille a voi e buona primavera del Prosecco a tutti. Grazie. Prendimi le mani che c'è ancora tanto da Ultima cosa, poi andremo a bere anche noi un buon calice di Prosecco. Invitiamo i telespettatori a venirci a trovare. Veniteci a trovare, siamo qui domani, lunedì 25 e settimana prossima, sabato e domenica. E siamo qui aperti. Domenica prossima abbiamo anche 2 passeggiate sulle colline qui vicino, con partenza da questa location, dalle Case Marian, e con una degustazione, volendo, di prodotti del territorio nelle vigne, diciamo.